Benvenuti a un'altra puntata di Radio Italia Live qui dal Reward Music Place. L'artista di questa sera è davvero straordinario e molto particolare, ha un passato altrettanto strepitoso, ma per saperne di più mi collego con la nostra Giulia Penna. Giulia, a te la linea. Ciao Manola, ciao a tutti. Oggi incontrerò un artista per la mia prima volta che mi incuriosisce moltissimo. Andiamo subito a scoprirlo. Busso. Prego. Ciao Samuel. Come va? Scusami, ti passo davanti. Come stai? Bene, tutto bene, sono pronto. Sei pronto? Prontissimo. Allora, come sono andate le prove? Bene, sono andate molto bene, abbiamo sistemato tutto, ci sono alcuni brani che non abbiamo ancora mai suonato. Ok. Quindi proprio un'anteprima. Non vediamo l'ora di ascoltarli. E io non voglio trattenerti di più perché in questo periodo abbiamo veramente tanto bisogno di musica. Quindi Samuel sul palco di Radio Italia Live. Amici di Radio Italia che ci state ascoltando e guardando su Radio Italia TV, io sono Manola Mosley, con me c'è Daniela Cappelletti. Buona serata a tutti. Benvenuti ad una nuova puntata di Radio Italia Live. Allora, l'ospite, l'artista di questa sera è il frontman di una band straordinaria che io ho amato alla follia. Questa sera si presenta in veste da solista perché anche in questo ruolo ha avuto un successo stratosferico. Comunque lo si possa ascoltare, fa sempre della grande musica, sia da solo appunto che con la sua band, ma lasciamo che sia la voce del nostro Luca Ward a presentarlo. Ci vediamo dopo. Con la sua band o da solista è sempre il re della scena underground. Marcia alla testa della sua Brigata Bianca per trasformare il Reward Music Place nel suo Cocoricò. Sul palco di Radio Italia Live, Samuel! ad ogni dubbio che si accenderà, al cielo azzurro dietro un vetro, ad uno sguardo che si è perso ormai, all'innegabile paura che questa vita non mi basterà. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, la strada dove ogni cosa va a finire. Proverò tra le tue braccia, gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una
risposta, cerco una risposta, la strada dove ogni cosa può cambiare, troverò. Che non resta, a quello che poi si dimentica, ad un'idea che gira in testa, a cosa chiede il mio DNA, alle domande più frequenti, alla paura, alla necessità, alla bellezza di un tramonto, al mio bisogno di semplicità, a quello che non può capire, a tutto quello che verrà. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta, la strada dove ogni cosa va a finire, troverò tra le tue braccia, gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta, la strada dove ogni cosa può cambiare, troverò, troverò. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, la strada dove ogni cosa può cambiare, troverò, troverò. Buonasera a tutti ragazzi. So che siete a casa, che ci state guardando, sono veramente felice di essere qui con i miei amici musicisti, poi dopo ve li presenterò. Vorrei però iniziare con raccontarvi quella che è la mia strada, il mio percorso, un inizio diverso da quello che ho sempre fatto, e iniziare proprio con la risposta che è stato il primo singolo del Codice della Bellezza, il mio primo album da solista, mi faceva molto piacere. Ma c'è un altro brano che nello stesso anno poi ho portato a Sanremo e che si intitola Vedrai. Se siamo ancora qui, vuol dire che un motivo c'è. Lascia qualcosa tra le braccia e non questa distanza che mi sputi in faccia. Se siamo ancora qui ad imparare come illuderci, a preoccuparci della verità, vedrai che poi il tempo non ci tradirà. Sotto un vento di ripeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia. Vedrai che riusciremo a dare ancora un nome a tutte le paure che ci fanno tremare, e troveremo il modo per dimenticare la noia, l'abitudine, la delusione. Vedrai che i desideri si riaccenderanno, ricostruiremo un luogo in cui poi vivranno, perché noi siamo l'unica benedizione, l'unica tragedia, l'unica ambizione. Se siamo ancora qui ad ignorare le difficoltà, impareremo anche a comprendere che esiste un buon motivo per insistere. Sotto un vento di ripeccio che dall'Africa soffia lieve su di noi la sua sabbia.
Grazie, correva l'anno 2017, eravamo sul palco dell'Ariston e cantavo questa canzone. Una canzone che ha iniziato, che ha avviato questa mia, in qualche modo, strada, percorso parallelo dai Subsonica, che sono la mia band, che esistono ancora, che sono ancora in vita e che comunque fanno parte ancora della mia vita. Stasera nel Reward Music Place c'è un artista sensibile e creativo che sta facendo i conti con la sua maturità artistica e i conti tornano e come. Il percorso di Samuel è decisamente unico e voi ci siete dentro. Buona continuazione con Radio Italia Live. Ma c'è anche un'altra band con il quale ho suonato, scritto, soprattutto tracciando, seguendo i canyon della musica elettronica. Loro sono i Motel Connection. È una canzone cantata in inglese, ma è sempre una canzone italiana. Si intitola Tu. That's gonna keep me from pain. What it's all around, I don't look the same. People that fly, ride and dream again. An invitation for I know the thing. It's gonna keep me from pain. What it's all around, I don't look the same. Beaten but fly, ride and dream again. An invitation for I know the thing.
time. So feel the sound that survives. Heal your soul, faint time. So feel the sound that survives. Bene, questi erano i Motel Connection, con loro anche ho attraversato alcuni decenni di musica insieme e della mia vita ovviamente, ma arriviamo a questo nuovo nato, questo ultimo come dire, gesto musicale creativo che ho fatto insieme a una serie di amici e per questo proprio ho deciso di chiamarlo, di intitolarlo Brigata Bianca, perché siamo stati proprio molto a distanza nei mesi precedenti quando l'ho scritto, ma poi ci siamo ravvicinati, ci siamo uniti, siamo corsi uno vicino all'altro quando ne abbiamo avuto la possibilità la scorsa estate ed è venuto fuori questa Brigata Bianca. Una delle canzoni che amo di più racconta di alcune cose che si lasciano per strada, forse perché presi dalla propria corsa, presi dalla propria foga di andare sempre avanti, e allora ogni tanto ti fermi a guardarti indietro e ti rendi conto di aver tralasciato delle cose che in realtà sono molto importanti e allora devi tornare indietro assolutamente a prenderle. Questa si intitola Quella sera. Quanti ricordi di quella sera, dei cerchi nella sabbia che disegnavamo, degli occhi della luna che ci sorrideva. Cosa ricordi di come eravamo? Quanti ricordi di quella sera, dei cerchi d'acqua con i sassi che sapevi fare, dei nostri sogni all'orizzonte a naufragare. Cosa ricordi di quella sera? Amore, sono qui per te, sono sceso da quel treno in un clima perfetto, ti troverò distesa nel tuo letto. E sono ancora qui per te, sono sceso da quel treno in un giorno perfetto, ti immagino distesa nel tuo letto. Quanti ricordi di quella sera, viaggiavamo a luci spente nella notte, illuminati dalla luna piena e da lontano una campana che batte. Quanti ricordi di quella sera, in quelle stanze buie di una scuola chiusa, cadevamo giù dal cielo senza respirare. Che cosa puoi ancora ricordare? Amore, sono qui per te, sono sceso da quel treno in un giorno perfetto, ti troverò distesa nel tuo letto. E sono ancora qui per te, sono sceso da quel treno in un giorno perfetto, ti immagino distesa nel tuo letto. Vorrei illudermi sia stato il vento a trascinarmi via dal mio racconto, a farmi credere che forse il tempo saprà ricostruire un ponte ormai caduto. Vorrei illudermi sia stato un caso, ho questo cielo sempre nuvoloso, a speculare con il mio talento, nel perderti ogni volta ed ogni volta ed ogni volta. Amore, sono qui per te, sono sceso da quel treno in un clima perfetto, ti troverò distesa nel tuo letto. E sono ancora qui per te, sono sceso da quel treno in un giorno perfetto, ti immagino distesa nel tuo letto.
Bentornati a Radio Italia Live, nuova puntata, sempre qui dal Reward Music Place. Finalmente seduto accanto a me c'è Samuel. Bentornato. Grazie, sono onorato di essere qui e contento. Contenti noi di averti qui, ti vedo in gran forma e questo mi fa molto piacere. Grazie, grazie. Seconda esperienza da solista. Come nasce questo nuovo album? Spiegaci un po' la genesi. Ma innanzitutto una volta che fai un gesto creativo poi ti viene voglia di farne un altro sempre, no? Quindi, anzi poi te ne vengono anche altri ancora. Il Codice della Bellezza mi aveva in qualche modo fatto capire che avevo la necessità di scrivere anche da solo. Sai, stare in un gruppo è stupendo, è bellissimo, però devi mettere in atto una sorta di amputazione creativa per dare spazio agli altri, fondamentalmente. Quindi fare un disco da solo ti rimette a contatto con tutta la parte di te stesso che in qualche modo hai dovuto mettere via. E quindi quel momento lì per me è stato deflagrante, è stato un momento pieno di musica. Sono tornato con i Subsonica per un altro album che è andato molto bene, di cui siamo molto felici, e poi è arrivato il momento di farne un altro da solo. Questo momento è coinciso con quello che stiamo vivendo, con questo dramma mondiale che ci obbliga a stare a distanza e in casa ogni sera fondamentalmente. E quindi è nato proprio in quel momento, il primo lockdown. Io mi sono chiuso in studio, nel mio studio, mi sono messo a scrivere, a terminare tutte le idee che in qualche modo avevo iniziato negli anni passati. Questa cosa ha trasformato questo tempo terrificante, tra virgolette, in realtà per me in un momento anche magico, un momento molto bello, e mi ha dato la possibilità di dar vita a più di 20 brani. Poi ne ho dovuti scegliere solo 15 da mettere, ahimè, in questo album, però comunque sono 15 molto rappresentativi. Poi cos'è arrivata l'estate in cui abbiamo avuto questa sorta di illusoria possibilità di ravvicinarci un po', e quindi, visto che mi sono reso conto che era un disco solitario di una persona sola, fondamentalmente chiusa in uno studio, ho voluto confrontarmi con tantissimi amici, con tantissimi produttori, con tanti artisti che hanno voluto entrare a far parte dell'album, mi hanno lasciato un regalo, un segno, qualcosa. Questo gesto empatico, creativo che hanno avuto nei miei confronti per me è stato molto molto toccante, per cui ho deciso proprio di intitolare il disco a questa cosa, e infatti si chiama Brigata Bianca. È importante nel processo creativo l'opinione degli altri Subsonica? Hai avuto un feedback da loro? Guarda, non ho ancora avuto un feedback perché noi generalmente ci diamo i feedback quando ci incontriamo. Io non li ho ancora incontrati, alcuni loro non li vedo addirittura da marzo dell'anno scorso, quindi abbiamo proprio intrapreso delle strade personali in questo momento. Però sì, è importante, noi siamo nati e più che altro cresciuti insieme. Io faccio quello che faccio anche grazie al fatto che ho avuto un rapporto insieme a loro, e credo che sia reciproca questa cosa, quindi il nostro parere è sempre molto importante. L'hai accennato tu prima, questo è un periodo molto particolare, impossibile o comunque complicato viaggiare, però la tua musica in questo senso ci aiuta perché è un viaggio costante. E allora io vorrei, ma lo vorranno sicuramente anche i nostri ascoltatori, chi ci sta seguendo su Radio Italia TV, che tu tornassi sul palco e continuassi questo viaggio. Lo farò. Grazie. A Radio Italia Live, qui dal Reward Music Place, ancora con noi Samuel. Quando tutti sono svegli, il mio mondo dorme. Quando dormono tutti, il mio cuore sta sveglio. Tutti parlano forte e io resto in silenzio. Quando tutto si ferma, un rumore mi esplode da dentro. Fa boom 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 boom. Accendi i motori, vroom vroom. Guardo il mondo fuori che brucia, mi colpisce il cuore, fa puncia. Ho la notte ai miei piedi, e puoi darti tutto ma dipende come lo chiedi. Se mi sblocchi per
pensieri incastrati in questi blocchi come i blocchi del Tetris. Voglio una rivoluzione ed un gin tonic ghiacciato, sparare ad altezza d'uomo ma senza fare un peccato, fare l'amore con l'odio, fa un culo se ricambiato. Sto bene da solo con il mio sangue versato, guida veloce, non voglio vedere i dettagli, segui la voce, il diavolo non dice se sbagli, c'ho la mia croce, non la faccio portare ad altri, so che mi nuoce. Ma quanta poesia nel fare tardi. Quando tutti sono svegli, il mio mondo dorme. Quando dormono tutti, il mio cuore sta sveglio. Tutti parlano forte e io resto in silenzio. Quando tutto si ferma, un rumore mi esplode da dentro. Boom 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 boom. Accendi i motori, brum brum. Quando il mondo fuori che brucia, ho ancora benzina sul buncia. Scegliamo i cani contro i padroni, vengo dagli schiavi fra stanchi di stare buoni. Perché li svolta stavolta rimani fuori, perché saremo pari solo nel giorno in cui muori. Le idee pesano troppo, quindi pensiamo al doppio. 100 grammi nel cocco, non mi perdo il tocco. Bonifica fa buio finché non ritorna il giorno. Solo senza nessuno svegliami se questo è solo. Come la nebbia che torna in città, fluttuando nell'ombra, il mare non mi troverà. Tu tieniti fuori dalla prossimità, non guardare la luce che grida nell'oscurità. Tu resta lontano, non tenermi la mano, stai nel centro nervoso di questo nervoso uragano. Perché siamo diversi da quello che sai, siamo senso di colpa, la colpa che non lascia mai. Boom 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 boom. Accendi i motori, brum brum. Guardo il mondo fuori che brucia, mi colpisce il cuore, puncia. E questo è un altro brano che è presente su Brigata Bianca, un brano che faccio insieme a un mio grandissimo fratello torinese, importato qui a Milano. Lui è Ensi, un grandissimo rapper, e lo saluto, gli voglio moltissimo bene, e questa canzone ci ha unito tantissimo. Lui fa parte della Brigata Bianca. Un brano, forse il primo che è uscito di questo album, che racconta un po' quell'incertezza, ma non è un'incertezza che stiamo vivendo solo oggi, è un'incertezza che ci portiamo dietro da un po' di anni. Quell'idea di mancanza del futuro, chissà cosa faremo tra un anno, chissà dove saremo tra un anno. Alla fine possiamo avere delle piccole idee, un canovaccio da seguire, ma l'unica cosa che abbiamo certa è la strada che vorremmo fare tra un anno. Dove sarò tra un anno? Mi chiedo sempre dove sarò tra un anno. Cosa farò tra un anno? Mi chiedo sempre che cosa farò tra un anno. Lo stesso, ti prego dimmi se scegli i disegni che hai addosso. E i tuoi capelli, gli stessi, il colore del cielo qui in centro, lo stesso. Qualcosa da dire, sapremo ancora che cosa sentire, saremo in grado di riconoscerci in un mattino qualunque sdraiati nel letto. Avremo ancora qualcosa da dire e chiavi di casa da dimenticare. Saremo in grado di sorprenderci quel mattino qualunque sdraiati nel letto. Sarò tra un anno, mi chiedo sempre dove sarò tra un anno. Cosa farò
quel giorno perfetto. Saremo ancora la terra che brucia, sapremo ancora graffiare le braccia, saremo in grado di comprendere quel mattino qualunque sdraiati nel letto. Dove sarò tra un anno? Mi chiedo sempre dove sarò. Quell'ultimo giorno nei miei ricordi ti ho perso, ne farei parte lo stesso per sempre. Per sempre. Qualunque cosa accada, qualunque sia la tua prossima strada, per sempre. Grazie, so che siete a casa e state applaudendo, lo so, vi vedo, vi sento. Mi manca un po' l'applauso, quello reale, quello che sta sotto il palco, perché alla fine noi stiamo qua sopra proprio per... abbiamo bisogno di questa cosa qui, del contatto con voi. Per noi è drammatico il fatto di stare da soli su un palco a suonare, però in questo momento lo dobbiamo fare, andrà così almeno per un po' di tempo, pochino speriamo, però speriamo tra un anno di poter tornare a stare uno di fronte all'altro. Il racconto di una serata magica di fine millennio, primi 2000, due gruppi amici, i Subsonic e Blue Vertigo, fanno una serata insieme e finiscono al Cocorico. Io farò un'altra guerra contro di me, che se resto solo va così, lo sai, forse solo paura di rimanere soli, come illusioni, perso in una notte, il mio corpo se ne va e mi lascio guidare. Guardavi in alto gli aeroplani, facendo il cannocchiale con le mani, immaginavi il tuo futuro, un faro acceso dove tutto è nero. Ero lì, le torri cadevano e crollavo anch'io, che tenerezza fra dischi e caffè, mentre Morgan saltava da un balcone all'altro. Guardavi in alto gli aeroplani, facendo il cannocchiale con le mani, immaginavi il tuo futuro, un faro acceso dove tutto è. Guardando in alto le astronavi, immaginavi fosse già domani, e l'abbraccio è l'unica corazza, io mi affidavo alla tua dolcezza, perso in una notte, il mio corpo se ne va e mi lascio guidare, perso in questa notte, in una giungla di luci verdi, senza radici. Guardando in alto le astronavi, immaginavi fosse già domani,
dolcezza. I suoni elettronici di Samuel sono riconoscibilissimi dalle prime note e Grazie. stasera è qui con noi nel Reward Music Place con questo suo marchio di fabbrica. Buon Radio Italia Live. E adesso una canzone che è forse la canzone più cantautorale che io abbia mai scritto nella mia vita. Io nasco come appassionato di musica dei cantautori degli anni 70. La prima canzone che ho cantato era una canzone di De André, poi mi sono innamorato completamente di De Gregori, che tra l'altro poi ho avuto anche la fortuna di conoscere, e quindi mi è rimasto nel DNA un po' questa voglia di raccontare le storie con una musica, in questo caso col pianoforte. Ho la fortuna nel disco di cantarle insieme a Fulminacci, un artista che è un cantautore ma anche un grandissimo musicista, e stasera la eseguirò un po' come l'ho scritta, da solo col pianoforte. Chissà cosa succede proprio adesso, mentre guardi tutto scivolar nel cesso, flotte intere di pattuglie militari appostate sotto casa come temporali. Chissà cosa succede quando hai perso tutto, che quello che fai non dà più frutto. Senti pioggia acida che entra nelle ossa, ti ripeti che prima o poi anche questo passa. Felicità a volte arriva, a volte se ne va, a volte è un rischio, una paternità. È soltanto un nodo che tu devi sciogliere. Felicità, goditela. E poi chissà che ti aspettavi da quello che hai fatto, dal tuo essere da sempre insoddisfatto. Pensavi che il tempo non ti avrebbe mai cambiato, ed è per questo che ora sei rimasto senza fiato. Chissà se in fondo lo sapevi, che non poteva andare tutto come tu volevi. C'è qualcosa che adesso si è inceppato, oh, nel rumore della vita che non hai ascoltato. E succede poi qualcosa che non ti aspettavi. Lentamente accetti tutti insieme i tuoi dolori. Ti ripeti che domani in fondo è un altro giorno e che ci sei tu. Felicità a volte arriva, a volte se ne va, a volte è un rischio, una paternità, perché è soltanto un nodo che tu devi sciogliere. Felicità, goditela. Felicità a volte arriva, a volte se ne va, a volte è un rischio, una necessità, perché è soltanto un'alba che tu vuoi rincorrere. Felicità, goditela. Grazie. Bentornati a Radio Italia Live, siamo sempre qui nel Reward Music Place e sempre in compagnia di Samuel. Intanto grazie perché
questa situazione è la cosa più vicina a una festa che potessi ricordarmi nell'ultimo anno, quindi grazie di questa cosa. Avete parlato prima con Manola dell'ultimo disco, di Brigata Bianca, e è un disco in cui ovviamente tutti i particolari sono stati scelti con grande cura, e anche il look, cioè, che c'è sulla cover, sulla copertina, devo dire che è particolare, quindi c'è questa casacca, questa giacca, che ricorda una giacca militare, no? E come nasce però tutta questa idea? Cosa ci sono, quei simboli che ci sono sopra? Insomma, un sacco di domande su questo look. Sì, sì, sì. Beh, io insieme al mio grandissimo amico Marco Reinò, designer torinese, con i quali frequento un po' gli ambienti dell'arte e della musica torinese, ma anche in giro per l'Italia, e abbiamo sempre insieme pensato e creato, diciamo, l'immaginario grafico della mia musica, dei miei album, no? Lui è un appassionato di simboli, di simbologia, e mi ha un po' trascinato in questa cosa. Nel primo album avevamo costruito un codice, addirittura un alfabeto, per raccontare il codice della bellezza. In questo volevamo partire dalle bandiere, da dei simboli che potessero essere catalogati fra le bandiere. E quindi abbiamo deciso di creare una bandiera per ogni titolo di ogni brano dell'album. Ok. Questa cosa ci ha preso un po' la mano, e abbiamo immaginato, insieme a Francesco Pignatelli, che si occupa di gestire la famosa ditta di vestiti da cerimonia, di creare questa sorta di divisa da cerimonia, perché poi alla fine è una divisa militare da cerimonia, che portasse in qualche modo l'emblema di questo disco, quindi tutti i titoli delle canzoni. Quei simboli sono i titoli delle canzoni, Ok. raffigurati in modo grafico fondamentalmente. Poi il titolo è venuto di pari passo, perché poi Brigata Bianca si presupponeva avesse un capitano di brigata, diciamo, e quindi io ho impersonificato questo generale che porta i suoi amici all'arrembaggio di nuovi luoghi sonori e creativi, fondamentalmente. E hai cambiato anche cappello, tra le altre cose. Ho cambiato Hai cappello, abbandonato il tuo grande la classico. mia bombettina. Sì. Ma guarda, in realtà non volevo farlo. Io sono ovviamente, come sai, appassionato di cappelli. Sì. Il giorno dello shooting, prima di andare a fare le fotografie, mi guardo intorno e vedo questo colbacco che avevo comprato in Islanda, Reykjavik, durante una caccia all'aurora boreale, sai, quelle che fai con Certo. le slitte dei Che cani. meraviglia, tra l'altro. Eccezionale. Ho avuto la fortuna di fare anche questo una vita, e l'avevo comprato perché lì faceva molto freddo, quindi c'era un cappello bello caldo. Mi è venuto in mente che quello poteva essere giustissimo per quella casacca, e infatti appena l'ho messo, le due cose sono sposate E perfettamente. il suo, Era il decisamente. suo, Va era bene, il abbiamo suo. approfondito anche un po' questo outfit perché obiettivamente era molto curioso. Non siamo soli, perché adesso sta per salire anche Giulia Penna. Ciao Giulia, vieni. Ciao Daniela, ciao Samuel. Ciao, Giulia. Eccomi. Sali, ti stiamo Vi aspettando. raggiungo sul palco. Stasera Eccoci che cosa qui. hai preparato per Samuel? Allora, Samuel, io mi piace domandare agli artisti che vengono ospiti qui a Radio Italia Live di raccontare un po' di più frasi delle loro canzoni. E per te ho selezionato una frase in Cocorico. Ci leggiamo e Guarda, ci giriamo girati e la leggiamo da nell'Edwall. dietro. Ero lì, le torri cadevano e crollavo anch'io. Che tenerezza, fra dischi e caffè, mentre Morgan saltava da un balcone all'altro. Diciamo... Vuoi parlare delle torri, immagino? No, devo dire che l'atmosfera nella canzone è veramente coinvolgente, mi ha rapito molto Sì. questo racconto di questa notte sulla riviera romagnola, e volevo chiederti se potevi raccontarci qualcosa di più, qualcosa di curioso. Allora, innanzitutto vorrei dire che questa canzone l'ho scritta insieme a Lorenzo Colapesce, Sì. grandissimo autore, che porterà sicuramente la musica scritta con le parole ad un livello superiore, perché lui è veramente in gamba, a cui ho raccontato proprio questa serata. Ok. Noi non avevamo mai scritto niente insieme. Quando scrivi per la prima volta, cosa fai? Inizi a raccontarti, quindi si fa pranzo e racconti un po' tutti gli aneddoti della tua vita. Generalmente quando si è tra musicisti si parte sempre da cose successe in ambito musicale, fondamentalmente. Quindi ho raccontato di questa storia in cui Blu Vertigo e Subsonica scendono dal palco dopo un bellissimo concerto al Velvet di Rimini, un compianto locale che purtroppo non c'è più, ma che ha ospitato tutta la musica del mondo, l'ha fatta arrivare qua in Italia per farcela vedere a noi ragazzi dell'epoca.
E scendiamo, eravamo due gruppi distinti, noi e loro, avevamo un suono molto simile perché parlavamo con i linguaggi dell'elettronica, però scesi da quel palco ci sentivamo un gruppo unico, cioè una cosa sola, quindi saliamo tutti su un furgone solo, cosa che adesso non si può più fare perché Purtroppo. eravamo in 20 nello Bei spazio tempi. di pochi metri praticamente, e ci dirigiamo verso questo bellissimo locale che ospitava dei DJ importantissimi anche lì. Amici di Morgan organizzavano, quindi andiamo tutti insieme, abbracciati, entriamo in questo locale e veniamo trattati per la prima volta come delle celebrità, perché in quel momento ci stavamo facendo conoscere, stavamo pian piano facendo vedere la nostra musica a tutta l'Italia, e quindi eravamo già un po' riconoscibili e riconosciuti. E quindi questa cosa ovviamente ci ha riempito il cuore. Torniamo in albergo, ci salutiamo, pacche sulle spalle, e poi si sente bussare alle finestre, e io ti dico, eravamo molto allegri quella sera lì, quindi mi è sembrato di vedere Morgan saltare da una finestra all'altra, Ok. bussare. Quindi io l'ho scritto perché i miei occhi hanno visto questo, però secondo me dovremmo confrontarci con lui, chiedere se lo ricorda innanzitutto, Certo. e se era lui. Però la cosa bella è che noi abbiamo usato un pretesto di una serata molto bella Sì. per raccontare in realtà non la serata in se stesso, ma questo momento magico in cui tu smetti di essere un adolescente che rincorre i propri sogni, e vedi i tuoi sogni che si materializzano tra le tue mani. Questa è la cosa più poetica della canzone. È una Che sorta bella. di iniziazione quella serata al Esatto, al Cocorico. Poi esattamente. comunque Subsonica, Blue Vertigo sotto la piramide del Cocorico, cioè è storia. Storia. È storia. Storia. Va bene, grazie mille a Giulia Grazie Penna, a voi. ci vediamo la Grazie. prossima volta. Samuel, continuiamo ancora un po' questa festa? Io Va? direi di sì, sono Va qua bene. apposta. Ok, allora questa sera a Radio Italia Live, qui nel Reward Music Place, suona per noi ancora Samuel. Cosa c'è che non va? Quando guardi dritto e non mi parli. E se vuoi stiamo qua, aspettando passi ancora un altro temporale. Tutto frana sotto colpi impercettibili. E i tuoi pensieri ora sono inamovibili. Cosa c'è che non va? Quando gli occhi si assottigliano così. Ed è bellissimo comprendere che tutto questo ora diventa indispensabile. Posso solo arrendermi e sorridere di te. Cosa c'è? Lo vedrai quando il silenzio ti disarma. Le mie colpe sono anche discutibili. Le hai riempite di veleno per nasconderti. Cosa c'è? Lo vedrai. Perché è bellissimo convivere con quello che ora sembra veramente inutile. Perché io posso solo arrendermi e sorridere di te. E se vuoi resto qua
aspettando torni la voglia di ricominciare, e lo sai, tornerà il momento in cui ti pentirai, perché è bellissimo comprendere che tutto questo ora diventa indispensabile, e che io posso solo arrenderti e sorridere di te, perché è bellissimo convivere con quello che ora sembra veramente inutile, perché io posso solo arrendermi e sorridere di te, sorridere di te. Arriverai, saprò che qui, per quel profumo che si sente tra la gente in fila indiana, e poi sedendomi cominceremo a navigare un finestrino per viaggiare, ed ogni lunedì mi siedo nello stesso posto per poterla rivedere e risentire quei sorrisi incerti che devastano i miei occhi, che ora scrutano un riflesso ormai, perché non riesco mai ad arrivare fino in fondo, a raccontarle i fatti miei, a dirle che venderei subito quello che ho per un suo sguardo, pregherei immobile di essere tra i suoi respiri, un attimo, un battito per ridere, potessi farlo, affogherei le palpebre, questi attimi tra le sue braccia, e ritornare poi da tutto quello che mi lega, che mi tiene stretto in terra, e non pensarci più, perché è soltanto un espediente, un meccanismo per salvare la normalità, l'abitudine è un fantasma e noi ci stiamo addormentando, ed è difficile trovare ancora quella forza che mi spinge a non fuggire, a dirti che venderei subito quello che ho per un suo sguardo, pregherei immobile di essere tra i suoi respiri, un attimo, un battito per ridere, potessi farlo, affogherei le palpebre, questi attimi tra le sue braccia. Prima che tutto si fermasse, come guardavamo prima che tutto sprofondasse, come eravamo quando il sonno ci trovava insieme, dove ce ne andiamo ora che il silenzio ci appartiene. Venderei subito quello che ho per un suo sguardo, pregherei immobile di essere tra i suoi respiri, un attimo, un battito per ridere, potessi farlo, affogherei le palpebre, questi attimi tra le sue braccia, venderei subito quello che ho per un suo
Ok, a questo punto io vorrei presentarlo il prossimo brano perché è una canzone che non fa parte dei miei album ma che ho scritto per un artista ed un gruppo incredibile che abbiamo in Italia, un gruppo che si chiama Blue Beaters, lui era Giuliano Palma e questa canzone si intitola Un grande sole, tra l'altro abbiamo uno dei Blue Beaters sul palco, Gianluca Cato Senatore, da casa fategli un applauso, li senti ragazzi? Li senti? Perfetto, che ci aiuterà a cantare e a suonare ancora meglio questa canzone. Un grande sole. C'è soltanto un grande sole a scaldare noi, ora che le nostre strade ci dividono. Avrai sicuramente un giorno la stessa voce rotta e questa porta per fuggire, ma tu dimmi che non finirà in un mattino di nuvole, dimmi che non te ne andrai se non ci sarà il sole. C'è soltanto un grande vuoto ad urlare in noi e continuando a respirare io dimenticherò. Avrò sicuramente ancora le stesse mani rotte ed una strada verso il mare, ma tu dimmi che non finirà in un mattino di nuvole, dimmi che non te ne andrai se non ci sarà il sole, dimmi che ancora sarai il sale di tutte le lacrime, dimmi che non finirà così. Per quanto oscura sia, la notte ci salverà, perché dentro il suo fango le ombre danzano. Ora il destino può sfiorarti immobile, ma non regalarti ancora a un nuovo amore. Dimmi che non finirà in un mattino di nuvole, dimmi che non te ne andrai se non ci sarà sole, dimmi che ancora sarai il sale di tutte le lacrime, dimmi che non finirà così. Dimmi che non finirà in un mattino di nuvole, dimmi che non te ne andrai se non ci sarà il sole. Grazie.
Stiamo andando verso il gran finale, possiamo ancora ascoltare qualche pezzo di Samuel qui a Radio Italia Live nel Reworld Music Place. Vorrei presentarvi anche gli altri componenti della band. Abbiamo il mitico Alessandro Bavo, detto Ale Bavo, semplice, e il grandioso Cristian Montanarella, detto Tozzo, nonché batterista dei Linea 77, a cui va un grosso applauso per l'energia che ci dona. E a questo punto vorrei vedere se siete pronti da casa. Facciamo partire la base, vediamo se sono pronti da casa a cantare con questa canzone. La statua della mia libertà si muove, che non si ritirerà, si muove. Non la stanno cantando bene, ragazzi. Allora, yeah. Voi da casa dovete fare esattamente così. Io faccio. La statua della mia libertà, una marea che non si ritirerà. Semplice, si muove. Adesso non l'avete fatta bene. Proviamo a rifarla? Ci proviamo? Vai, maestro. La statua della mia libertà si muove, una marea che non si ritirerà, si muove. La statua della mia libertà si muove, non sto legato a un'orbita. È un giorno fra tanti nel mondo, è un posto fra tanti nel tempo. Ci sono istruzioni per far funzionare le cose, ma non le comprendo. La fortuna non viene da sola, non si compra e non si regala. Le sue ali giganti ti stendono colpi, la vedi, ma lei ti sorvola. E la sorte è voluto giocare in quest'angolo dell'universo. Io devo scappare lontano, seguire il richiamo di un mondo diverso. Se mi fermo lo so che io muoio, non resisto qui, non sopravvivo. Il giardino dei sogni profuma di fiori ed aspetta soltanto il mio arrivo. Fateci vedere come si balla da casa, forza. Di più, di più. Non vi vedo abbastanza convinti, ragazzi. La statua della mia libertà si muove, una marea che non si ritirerà, si muove. La statua della mia libertà si muove, non sto legato a un'orbita. Nessuno ti spiega la strada per scegliere il lato migliore. Ed ora guardando lontano io vedo le luci, una notte, un bagliore. Conosco il dolore del tempo, le rughe della sua faccia. Le vele scolpiscono il vento correndo, le barche non lasciano traccia. Profeti e nazioni apparecchiano insieme ed ancora la stessa tavola. Le storie dell'apocalisse si mutano a volte in scenari da favola. La statua della mia libertà si muove, una marea che non si ritirerà, si muove. La statua della mia libertà si muove, non sto legato a un'orbita. Muoio, 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 muoio. Se io resto fermo allora muoio. Muoio, 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 muoio. Se io resto fermo allora muoio.
Grazie a tutti, grazie ragazzi per aiutarmi a raccontare la mia musica. Vorrei salutarvi tutti quanti e fare un saluto particolare a Fabio, una persona che ci ha lasciato, non è più qui, ma che rimane ancora ancorata, diciamo, nei nostri ricordi, nei nostri pensieri. Ciao Fabio, questo è il codice della bellezza, te la dedico. Se volessi sapere cos'è la bellezza, guarderei dritto verso te. Se volessi sconfiggere la tristezza, guarderei dritto verso te. Se dovessi scordare l'amore, chiuderei gli occhi insieme a te. I miei occhi solo per te. Nei difetti che sai perdonare. Se vedessi svanire i miei sogni, lo farei più vicino a te. Se vedessi il mio cuore tra i ragni, sarei stretto a fianco a te. Se dovessi scordarmi di respirare, lo faresti tu per me. Lo faresti tu per me. Nei difetti che sai perdonare. Gli errori che cancellerai.
Grazie a tutti. È stata una bellissima festa quella di stasera, soprattutto è stato un incredibile viaggio quello che Samuel ci ha fatto fare attraverso la sua musica. Senti che note? Un percorso bellissimo, tra la musica più vecchia e la musica più nuova, e ci è piaciuto tantissimo. Manola Mosley, Daniela Cappelletti, torniamo al prossimo Radio Italia Live, sempre qui, nel Reward Music Place. Anche un po' danzerecce se vogliamo, eh?